speriamo che questo interscambio giovi anche alla Pisana e che incrementi successivamente, che sia da buon auspicio naturalmente. Bene, allora diamo all'iniziativa. Lascio la parola a Capo Morandini. Direi che lasciamo parlare quasi subito le immagini. Come è nata questa idea? È nata dal fatto che abbiamo costituito un'associazione culturale da Riviera Friulana che mette in rete le eccellenze dell'area compresa tra il Vagliamento, l'Isonzo, il retroterra e il litorale, quindi relaziona Lignano e Grado con il loro territorio di interfaccia, quello naturale e quello tradizionale, che non è così scontato, perché così il contatto non era il primo approccio con diversi operatori, non era così scontato l'approccio anche con gli amministratori del territorio, che magari Lignano e Grado, Lignano e Marano si parlavano un po' in cagnesco, o Grado e Aquileia stessa. Facendo questa iniziativa abbiamo visto che siamo riusciti a creare una sinergia. Tutto è nato nel 2006 quando ho fatto un libro che si chiama La Riviera Friulana, che nasce da un'idea che c'era balenata un giorno da Massimo Bassani all'Agriturismo, Isola Augusta, all'inaugurazione, e pensavamo cambiamo il nome a questa bassa friulana, perché se la comunichiamo, la promuoviamo così non andiamo da nessuna parte. Adesso arriva l'internet, arrivano le cose dei social network più importanti, o siamo solari anche come nome, come comunicazione, non se ne fa nulla. Così ho fatto questo libro, ne ho fatte una cinquantina di presentazioni in Italia, all'estero, nelle fiere più importanti, nel Salone di Genova, all'Italia e altre situazioni. Man mano che giravo, gli operatori stessi, ma anche gli amministratori mi hanno spinto a fare qualcosa di più. Mi hanno detto facciamo qualcosa di più, mettiamoci in rete, uniamoci. Abbiamo creato un'associazione culturale alla quale aderiscono diverse attività commerciali, di ristorazione, ricettività, per esempio la storia di Grado abbiamo presentato per la prima volta in anteprima in mettere in tutta Italia di Monte Carlo della Svizzera questa monografia. Il lavoro si è sviluppato nel tempo perché ormai sono diversi anni che ci lavoriamo, anche se in realtà siamo in pochi a farlo direttamente, per pochi in prima persona. Abbiamo fatto una carta del gusto che raggruppa le eccellenze gastronomiche dell'area, facendo anche un concorso gastronomico nel quale i ristoratori e i viticoltori hanno presentato un piatto di vino per l'estate, che era il dante causa di questa cosa. Poi ci siamo accorti che la regione faceva dei bandi, abbiamo concorso a uno di questi, anche se dobbiamo ancora avere il contributo che abbiamo anticipato noi, diciamo, per inciso, perché vuol dire che facciamo solo volontariato, e ci è stato dato di fare una monografia che raccontava il territorio attraverso itinerari tematici che sono contenuti in questa pubblicazione. Pubblicazione però è online, della quale abbiamo alcune copie. È nata dal fatto che sono venuto a conoscenza tramite amicizie calcistiche dei figli comuni che il Fotocentro Lignano, che poi rappresentato da Gianfranco Cervesato, aveva fatto una mostra poco tempo prima con delle foto che potevano quadrare con questo ragionamento. Abbiamo aggiunto delle foto mie che raccontano un po' il retroterra, delle foto di Antonio Guardo di Grado, e abbiamo creato questa monografia. Monografia che inizialmente è andata online, adesso è online anche in lingua inglese e sarà stampabile e stampata anche dai comuni delle realtà che la vogliono promuovere, usare come strumento di promozione. Facendo questo ci siamo detti, abbiamo le foto, perché non facciamo qualcosa di più per presentarlo in modo più evidente e più palese a chi incontriamo. E proprio in vista di questa presentazione fatta per metri in tutta Italia, abbiamo fatto questo slideshow che adesso vedremo. Non solo, ma poi ci siamo detti, cavolo, abbiamo i pannelli, facciamo anche la mostra. Questa, Vernice, è la prima volta che la mostra della Riviera Friulana arriva sulle aree esterne, al territorio lianese. Abbiamo già una scadenza, non so se Gianfranco se la farà perché è già sotto pressione quelle cose, però presentarla già ed esporla per un'altra settimana di più alla Marina Sant'Andrea a San Giorgio di Nogaro dal 28 di maggio. Marina Sant'Andrea, per chi non lo sa, il Marina De Vip, il presidente della Volkswagen, tiene la barca Marina Sant'Andrea di San Giorgio di Nogaro, perché il fiume Corno è un pescato dai 7 ai 9 metri e ci stanno anche i velieri di 30 metri e 40. Ci sarà dal 28, mi pare 27-28, un auto show che sono gli Swan, i cigni e i eroi del mare. In quell'occasione presenteremo quello che stiamo facendo questa sera qui e racconteremo che cos'è e consegneremo a Mauro Pelaschieri di Fermi a Voce dell'Adriatico, un premio che è inventato proprio lì in quella situazione in qualità di presidente regionale della stampa agricola e alimentare, che abbiamo già dato a Mauro Pelaschieri, abbiamo dato al professor Bergamasco che è l'oceanografo commisurato di Oceani recentemente. L'anno scorso abbiamo dato a Corrado Piccinetti che è il biologo di Linea Verde, tutte persone che ci aiutano a raccontare solarmente quest'area. Ma direi che vediamo intanto lo slideshow e poi ce la raccontiamo ancora, che facciamo intervenire chi è venuto a trovarci questa sera.